il caos. So che è da imbiancare, lo so, fa schifo il muro, però non lo facciamo quest'anno, neanche quest'anno. Lavoriamo sempre, non c'è il tempo, e pagare qualcuno che lo faccia anche no, che stia in casa tua per farlo, e quando non ci sei io non sono d'accordo per questa cosa, cioè io devo essere presente, perché la gente tende a farla furba, quindi non mi fido di nessuno. Quindi so che il muro fa schifo. Abbiamo pulito il camino, adesso ci manca da tirar via il tappo e pulire quello che si è fermato lì. Ho già pulito qua in fondo, qua in basso, in fondo al camino, e adesso manca solo la parte là sopra, e poi do una pulita perché là per terra è un disastro. Beh, non si vede mai un disastro. Infatti io ho un po' tutto qui. Prima di iniziare a pulire il camino ho fatto una sorta di temporale. Mi è entrata l'acqua tutta in casa perché avevo la porta spalancata e niente, fuori ancora tutto bagnato. Tra l'altro fuori ho tutta la roba dei gatti perché ho detto la tolgo, ancora che non ho spostato di fuori anche quella panchetta, per fortuna. Comunque fuori ho tutto un casino. Vabbè, tutto bagnato. Adesso c'è il sole, tempo molto ballerino. Vabbè, quindi questo è il casino. Stavo anche cambiando l'umido, stavo facendo un po' di cose, ma così. E ho voluto far subito questo lavoro perché poi io andrò in ferie, starò qua, non andrò da nessuna parte, ma sarò in ferie più in là. Quindi una settimana sola purtroppo, meglio di niente. E non volevo ritrovarmi a fare queste cose proprio in quella settimana. E quindi devo cercare di fare un po' tutto. Questo è un lavoro da fare. Niente, adesso ho già pulito il forno dentro, quello che si riesce, e mi manca appunto da pulirla sopra per poi fare la pulizia qua per terra perché è un disastro. Cioè, c'è il segno, non so se no, non si vede, c'è il segno proprio del cesto della legna. Che schifo. Oggi è il gran giorno. Oggi è il gran giorno, andremo a ritirare la nuova macchina. Ma che capelli! Devo rilavarli, li ho lavati ieri sera, sono unti. Ieri sera, che erano le 11:30, sono unti. Devo aver sudato talmente tanto stanotte. Allora, sto mangiando un po' a caso. Siamo un po' di corsa. Ecco, oggi siamo un po' di corsa. No, Pepe, l'ape, che ti fa male? Oh, pazzo. Bambino, si prende la petta, che non ti fa niente la petta. Allora, niente, stavo mangiando e dobbiamo fare tutto di corsa. Franz non è ancora arrivato, ma dobbiamo andare un attimo di corsa perché vuole cambiare le gomme, le ruote, le gomme, perché vuole mettere quelle invernali che sono da buttare. Quindi diamo dentro la macchina con quelle invernali, ci teniamo quelle estive che in realtà non vanno più, cioè adesso vanno ancora bene in realtà, ma le teniamo più che altro per i cerchi. Ieri sera ho fatto un casino di sistemazioni, per quello sono andata a letto tardi. Ho sistemato la dispensa di nuovo, che era da tempo che non guardavo più cosa c'era di scaduto, cosa no. Insomma, ho sistemato quello, il cassetto, quello dei dolci dove tengo snack, caramelle, chewing gum, cioccolato, quelle cose lì. Ho sistemato quel cassetto perché era un casino totale. Ve lo faccio vedere adesso com'è in ordine. Perché c'era tanta roba scaduta, eh. No, veramente. Poi ho sistemato di là dalla lavatrice. Ho fatto un casino di robe ieri sera e sono andata a letto a mezzanotte. Stamattina non riuscivo neanche a alzarmi. Cassetto! Voilà! Adesso è in ordine. Cioè, va che ordine. I pomodori sono sempre qui. Questo qua è tutto macchiato, non so se sia normale, quindi non so se mangiarlo questo. Ah, Pepuccio! Ciao, Pupu! Ecco, questo tiragraffi ieri sera ha bagnato tutto perché aveva piovuto col vento. Vabbè, comunque adesso si è asciugato perché ha fatto anche un po' di sole, allora si è asciugato. E Pepe si è messo proprio lì. Basta, i fiori sono ancora decenti. Questi sono ancora belli, sono pieni di fiori nuovi. Quelli dall'altra parte della casa sono
un disastro, bruttissimi. E tu? Ehi, saluta, guarda come sei bello, Bubi. Pepe, non saluti? Vabbè. Siamo un po' in anticipo, un 10 minuti circa. Diciamo addio alla macchina, la Peugeot. Tra l'altro qui nel cassettino c'è la P di Peugeot. E potrei tenerla come ricordo. Ho deciso di tenere per ricordo la P di Peugeot. Visto che si era staccata, a quello l'ho lasciata. Mi hanno lasciato un po' di scovazze. E non abbiamo neanche fatto in tempo a pulirla la macchina, almeno per consegnarla un po' decente, perché veramente è sporca. Vabbè, mi fa strano perché io vorrei lasciare la borsa in macchina e le cose in macchina, ma no, perché non torneremo a casa con questa, e quindi è tutto alquanto strano per me. Io non ho mai avuto una macchina nuova, quindi è tutto alquanto strano. Vabbè, dai, che tristezza. Mi fa tristezza perché questa è una macchina storica. Questa ha portato in giro tutti quando ero adolescente. E quindi è una macchina che ha la sua storia, sì. Vabbè. Comunque, le macchine vanno e vengono, quindi è normale che sia così. Va bene, vi saluto e mi sa che ci rivedremo dopo con la macchina nuova. Siamo nella nuova macchinina. Siamo vicino a Peugeot. C'è la Peugeot? No. Non so se vuoi fargli una foto o fai la via se. Comunque sì, è rosso-nera. Sarebbe stata più bella blu e nera, in realtà. Stanno meglio insieme blu e nero. Non lo so. Perché hai chiuso la porta? Si chiude automatica. Oddio. Perché va bene. Ecco, c'hai la tua Peugeot qua. E niente, dai. Fa strano averla qua di fianco. Salve. Peugeot. E noi macchina nuova. Dai, fai la foto. Peugeot. Ciao macchinina. Sei stata con noi tanti anni. Vabbè, questa è la nuova macchina. E questi non sono in tessuto che si appiccicano tutti i peli dei gatti. Questa cosa mi piace tantissimo. Stavo pensando che adesso dobbiamo ricordarci che questa è benzina, non è gasolio. Con la vecchia macchina, la mia Punto, avevo benzina. Poi mi ero dovuta abituare a fare gasolio. Adesso mi devo riabituare a fare benzina, che tra l'altro adesso costa meno del gasolio in questo periodo. Mi metto qua davanti alla luce perché altrimenti fa proprio schifo. Non c'è luce qua dentro. Quel lampadario non fa luce, quella plafoniera. Si chiama plafoniera. Non fa luce. Lo odio. Vabbè, non è nostra, quindi rimane quella. Pepe, c'è due fanali lì. Comunque, ho appena registrato il video della box di Too Good To Go. Bene, io me ne vado a mangiare. Vi saluto, ci rivediamo, ci risentiamo un altro giorno. Ciao. Che stanchezza. Vi ringrazio per essere stati qua. Vi saluto e vado a lavarmi che è ora passata. Mi sistemo anche il giro cuticole se riesco, anche se non è messo malissimo perché l'ho quasi appena fatto. E poi uno di questi giorni metterò anche il gel. Vi ringrazio per essere stati qua e vi saluto, ci vediamo in un prossimo vlog. Ciao!